Dalle proposte a contatto con la natura, come le visite all'Oasi di Cervara di Quinto di Treviso, alla passeggiata notturna per conoscere gli animali della notte a Campo San Piero con le guide AIGA e di Veneto Nascosto, ma anche proposte culturali come Vintage in Villa a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta o la mostra fotografica permanente sull'antica ferrovia Treviso-Ostiglia. La seconda edizione del Treviso-Ostiglia Fest torna con molti eventi cuciti su misura a chi ama le due ruote ma anche ai semplici camminatori. Un festival diffuso lungo un corridoio verde di 70 km che non ha eguali tra corsi d'acqua, campagne coltivate a mais, asparagi e radicchio, chiese campestri, aree naturalistiche e ville venete. Evento che vince, insomma, si porta avanti, no? Quindi siamo alla seconda edizione di questa manifestazione. Come mai? Siamo stati estremamente entusiasti della prima evento, della prima edizione del 2022 e con grande entusiasmo lo ripetiamo anche per il 2023. 3 giorni all'insegna dell'ambiente, dei grandi amatori delle due ruote e naturalmente dei camminatori, 70 km a disposizione di tutti coloro che vorranno apprezzare il nostro territorio e tutte le attività che si recheranno nella sede della Treviso Ostiglia per allietare e dare contributi in queste 3 giornate di festa. Quasi un territorio comunque da scoprire, no? Questa tratta così lunga, così piena anche in questo caso di iniziative, ma insomma piena anche di cose da scoprire. Quindi potenzialmente la Treviso Ostiglia può offrire tantissimo. Sì, ricordiamo che copre 3 province, Padova, Vicenza e Treviso, e quindi si estende in un territorio molto ampio del nostro grande Veneto. Abbiamo avuto la regione molto entusiasta che ci ha sempre aiutato e supportato in tutto questo, tant'è che al convegno avremo la presenza eccellente del vicepresidente, l'assessore Berti, proprio perché si tratta di un territorio, oltre ad essere vasto, molto ricco di grande peculiarità sia dal punto di vista ambientale che anche dal punto di vista economico. Treviso Ostiglia Fest nasce per iniziativa della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, soggetto gestore della pista ciclabile, e dalla rete di enti coinvolti proprio per promuovere le peculiarità e le potenzialità di questo territorio, favorendo lo sviluppo di una rete che metta assieme istituzioni, associazioni, imprese e appassionati, e come iniziativa è sostenuta dall'agenzia Venice Promex nell'ambito del progetto Vicini al Territorio del 2023.